Ha destato parecchio scalpore in città l'incendio che la notte tra il 2 e il 3 gennaio è scoppiato al Viale della Vittoria ad Agrigento, che ha colpito il noto bar Nobel. In nottata infatti tra l'1 e le 2 di notte sono immediatamente intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che, avvisati per via dell'allarme scattato in centrale, hanno visto l'incendio espandersi sempre di più. Ci sono voluti ben 3 ore, a detta degli addetti ai lavori, per dominare le fiamme che a quanto pare non sono entrate dentro il locale ma si sono limitate a espandersi fuori nella struttura legnosa prefabbricata. Ha immediatamente così preso fuoco, così come anche un motorino nelle vicinanze del gazebo è stato letteralmente incendiato, come si vede dalle immagini girate la giornata di domenica. Così anche in parte un'auto è stata interessata dalle fiamme. Ovviamente molta l'incredulità tra i passanti che hanno potuto vedere quello che resta dell'esterno del bar molto noto in città, dove la gente è solita passare qualche ora della propria giornata a gustarsi un caffè o altro, e sono in tanti a chiedersi ovviamente se l'incendio è stato accidentale per via di qualche cortocircuito, qualche scintilla, o se l'attentato è stato incendiario. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti potrebbe esserci anche la richiesta di pagamento di pizzo che magari non è stata esaudita, ma ad escludere ciò sono stati i familiari del gestore del locale che lo avrebbero negato, quindi vedremo cosa ci confermeranno le perizie dei vigili del fuoco e dei carabinieri della locale stazione di Agrigento intervenuti prontamente. Sulla vicenda è intervenuto l'assessore al commercio Franco Piccarella, che ha portato il sostegno e la solidarietà ai titolari del bar Nobel, augurandosi che le indagini possano al più presto fare luce su quanto accaduto. Anche Gabriella Cucchiara con il presidente della Confcommercio Alfonso Valenza, che fanno parte della FIPE, esprimono la più totale e sentita solidarietà nei confronti del titolare dello staff del bar Caffetteria Nobel del Viale della Vittoria. Siamo molto addolorati, affermano, per quanto accaduto e ci teniamo a esprimere solidarietà e vicinanza ai gestori e a tutto lo staff del locale. Con tanta tristezza leggiamo dai giornali gli sviluppi dell'incendio che ha colpito la struttura. Nonostante non si tratti di nostri associati, ci rendiamo disponibili per eventuali iniziative di sostegno, con l'augurio che il bar Nobel possa riaprire il prima possibile.